Va ora in onda la rassegna stampa. Ricordati l'auto perché sì, il parcheggio è grande qua in Bellerio, ma giustamente devi ricordarti dove l'hai messa. Sì. Buongiorno. Oi, ragazzi, fatemi salutare i nostri registi che veramente voi dite, ma i registi cosa vuoi che fanno? Tirano su un cursore. Ragazzi, da mezz'ora che sono qui che lavorano. Simone in regia, buongiorno. Francesco, controllore, giustamente si controllano i biglietti perché questa trasmissione è una trasmissione a pagamento. Chi vuole vedermi dal vivo viene direttamente nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41, ma deve pagare un biglietto e il biglietto, sapete bene, è un salame lungo almeno mezzo metro e su questo siamo intransigenti. Buongiorno a chi fa salti mortali per ascoltare questa trasmissione in giro per l'Italia e per il mondo. Lo sapete, siamo una radio corsara, oggi ci siamo, domani chissà, e ad esempio sul canale 252 in televisione purtroppo in questo periodo non ci siamo, e questa è una grave perdita per noi ma anche per voi, e allora ci si inventa qualcosa. E certo, si scopre che Radio Libertà è in diretta su Facebook e su YouTube. Su Facebook in modo particolare siamo sulla pagina di Lega Salvini Premier, che ha più di 1 milione di follower, quindi subito i saluti per i leghisti celoduristi, ma anche i semplici curiosi che stanno ascoltando e vedendo la nostra rassegna stampa sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier o sul canale YouTube di Radio Libertà o ancora sul sito radiolibertà.net, o meglio quelli che hanno scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci seguono un po' qui, un po' là, chi sta lavorando, me l'avete detto domenica scorsa allo Spiedo Padano, io ti ascolto ogni mattina mentre lavoro, non posso scrivere, non posso telefonare, non posso far niente, ma ti ascolto. Grazie, vi amo, siete gentilissimi, ma naturalmente anche gli automobilisti che sono in giro, in traffico, come non mai anche quest'oggi, che ci ascoltano collegando il proprio cellulare all'autoradio o, guarda un po', attraverso la radio DAB. Ricordate che la vostra radiolina, se avete un'auto comprata negli ultimi anni, può ascoltare Radio Libertà in DAB, Digital Radio si chiama. Schiacciate il bottoncino DAB, D-A-B, e cercate Radio Libertà, siamo in versione proprio ABC, capito? Cioè, seguite l'ordine alfabetico. Quando arrivati alla R, Radio Libertà, arriva il nostro segnale e non ci perdete più in tutta Italia. Buongiorno naturalmente a chi si sta chiedendo che cavolo stanno trasmettendo questi in video. Come osate? Questi sono i mestoli di Radio Libertà, ragazzi, perché noi stiamo per partire con la rassegna stampa e in molti anche oggi stanno immaginando che cosa vi cuciniamo per il giorno. Il vecchio linguaggio giornalistico, cosa cuciniamo quest'oggi? Oggi va un po' meglio, ieri ragazzi era una roba drammatica, ho fatto una delle rassegne stampe più schifose della mia storia, ben corta perché è da meno di un anno che me l'hanno appioppata, e ieri c'erano solo morti, feriti, una cosa terribile. Cosa cuciniamo quest'oggi lo vedremo tra poco, ma tra poco vediamo anche comunque morti e feriti. E dove troviamo questi bellissimi mestoli, roba da cucina eccetera? E questa domenica a Pontida, ragazzi, nel grande evento nazionale della Lega ci saremo anche noi di Radio Libertà col nostro stand, dove trovate questi aggeggini da collezione, i mestoli in legnetto bruciacchiato con su scritto Radio Libertà, i portachiavi in legnetto bruciacchiato, roba piccola che occupa poco spazio, che costa una scemenza. Vi chiediamo un contributo volontario
di almeno 5 euro, dai, 5 euro nel portafoglio lo avrete e vi portate a casa un ricordino bellissimo per l'ultima radio rimasta ancora libera. Per voi che cucinate, noi che cuciniamo, e il sottopentola marchiato Radio Libertà, marchiato a fuoco Radio Libertà. Roba, te l'ho detto, da collezione, ma soprattutto roba che ho visto domenica scorsa vi accapigliate per avere. Domenica scorsa addirittura ci hanno seguito fino alla macchina, non per picchiarci, no, ma perché si erano dimenticati di comprare delle cose allo Spiedo Padano. Siete gentilissimi. Però nel caso che a Pontida finisca a botte, sai che c'è sempre questa possibilità. Un tempo c'era questa cosa, si aveva paura che arrivassero. Chi è che doveva arrivare che ci picchiavamo? Sai che non mi ricordo. Quello delle altre leghe. Allora, nel caso vengano quelli di Grande Nord o di Patto per il Nord che ci vogliono picchiare, cattivi. Dai, scherzo. Cioè, guarda cosa abbiamo preparato. Tu non ci credi? Questi sono cerotti. I cerotti di Radio Libertà. Abbiamo fatto pure questi. Io me ne lavo le mani e anche i piedi, ragazzi. È stato il solito Grimoldi, non Paolo ma Marco, che ha avuto questa idea. Dice, ma sì, una scatolettina di cerotti serve sempre. Si scherza naturalmente, però questo è uno scherzone veramente carino. Mi scrive subito un ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so, giurami una cosa, se fate i profilattici della Lega me ne mandi una scatola. Ok, no, a me fa piacere questo interagire in diretta, è stupendo, vi amo anche per questo, veramente. Avete capito che abbiamo quindi un contatto diretto con i WhatsApp. Chiaramente se richiedete i profilattici di Radio Libertà potete scegliere il colore minimo, 3406709 lo ripeto, 3406709 abbiamo scherzato abbastanza, adesso diventiamo seri. Chi ha mai detto una roba del genere? Con il nostro quotidiano di riferimento, eccolo qua. Facciamolo vedere a tutti, signori, il quotidiano Il Manifesto, quotidiano comunista, che apre questa mattina con Quo Vadis. Di cosa parla oggi il Manifesto? Ma parla naturalmente dell'aviazione israeliana che sta bombardando senza sosta Gaza City, in briciole i palazzi più alti, le scuole, le case, i raid spianano la città per far avanzare i carri armati. Ma la fuga di massa ancora non c'è, centinaia di migliaia di palestinesi restano, non esiste altro posto dove andare. E in effetti il Manifesto scrive in grosso Quo Vadis. Subito sotto anche sugli altri quotidiani si dibatte su questa cosa, Kirk, certo, Kirk, addirittura c'è un giornalone che scrive ma questi della Lega del centrodestra non lo conoscevano neanche Kirk, adesso tutti lì a rimpiangere Kirk. E allora? Cioè non ho capito, non lo conoscevamo, ma se ammazzi uno che crede in quello che dice, che parla e non lo vuoi far parlare, lo uccidi, se magari vogliamo parlarne, perché voi di sinistra avete dato la mano a tutti a Biden, sostenendolo per anni, dicendo anche che stava benissimo, assolutamente, che era in sé, la Sensta. Comunque il Manifesto scrive: Trump continua a accusare dell'omicidio di Charlie Kirk la feccia violenta di sinistra, ed ecco che il Manifesto risponde parlando nel sottosopra degli stragisti USA. Destra italiana, gara a chi la dice più grossa. Ma signori, è il Manifesto, abbiate pietà. Reportage, eroi di guerra e movida, paradossale Odessa, si parla della città ucraina dove la vita procede tra minuti di silenzio per i caduti e serate a teatro, collette per il fronte, scorribande in auto costose, mentre la polizia cerca maschi renitenti alla leva. Ma c'è anche chi pensa come curare le ferite del dopoguerra.
Visita nelle Marche, sempre sul manifesto, suona la campanella elettorale di Val di Tara per inaugurare il nuovo anno scolastico. Il ministro dell'istruzione ha scelto le Marche, la prima regione chiamata al voto a fine settembre. La tempistica non è passata inosservata, il ministro è stato accolto da contestazioni, il PD ha presentato un esposto. Perché va nelle Marche? Ma dai! Vabbè, capite anche che bisogna fare l'opposizione e non sanno più che cosa fare, anche perché nelle Marche e appena un po' avanti il centrodestra, ma poco. Sì, stiamo cominciando chiaramente la rassegna stampa partendo dai giornali che più fanno discutere, nel senso che vi fanno arrabbiare, ma ci mancherebbe, ma a me piace farvi arrabbiare, anche perché così mi scrivete in tanti al 340 6709 659, ma si chiama democrazia. E allora facciamola bene la democrazia e andiamo sul quotidiano L'Unità, ok? Sì, allora in taglio alto, argomenti minori si fa per dire, TikTok negli Stati Uniti, l'accordo sulla vendita della quota di controllo cinese, d'altronde adesso Trump è tutto contento di TikTok perché l'ha aiutato nelle elezioni e quindi adesso c'è la quota statunitense e non lo bloccano più. L'effetto Kirk, ma tu guarda, la destra grida contro l'odio di sinistra, siamo sull'Unità, e poi Paolo Ciani, Rete Civica Solidale, un'altra idea d'Italia. Titoli principali dell'Unità: marce razziste, grida meloniane. Germania, Inghilterra, Francia, Italia, l'estremismo di destra dilaga in Europa. Un saluto e un applauso a Piero Sansonetti. E poi ancora, sempre in centro pagina sull'Unità, i carri armati alle porte di Gaza, è iniziata l'invasione. Giriamo quotidiano e chiaramente, per non farvi arrabbiare troppo, vado anche sul Secolo d'Italia, che sta su argomenti effettivamente un pelino più importanti. Sfida alla NATO, nuove provocazioni da Mosca contro l'Alleanza Atlantica, e Crosetto che dice clima deteriorato. Attenzione, la frase di Crosetto non è proprio questa, nel senso ha detto anche questa, però ce n'è un'altra che campeggia su gran parte degli altri quotidiani e che vi svelerò tra poco. Sempre in primo piano, in taglio basso sul Secolo d'Italia, l'assassino di Charlie Kirk non collabora, ma il DNA lo incastra. E poi da Doha i paesi arabo-islamici preparano la risposta a Israele. E ancora Phoenix all'Eur, la festa di gioventù nazionale. Domenica parla Meloni, ma mi pare che noi domenica abbiamo un altro impegno. Mi raccomando, sito legaonline.it, trovate tutti i pullman che vi porteranno questa domenica 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo, dove ci saranno decine di gazebo della Lega. Potrete conoscere tanta bella gente e naturalmente anche il sottoscritto, scritto sottoparlante, altoparlante Sammy Varin. Israele invade Gaza City, via l'assalto finale con tank, caccia, droni, 62 vittime. Il ministro Katz, la città sta bruciando. Questa è l'apertura del sito elettronico del Corriere della Sera. Anche su Repubblica, la battaglia finale di Israele, i tank a Gaza City, Katz, la città brucia, non torniamo indietro, fonti mediche, più di 60 morti. Chiaramente fa impressione parlarvi mentre succedono queste cose e mentre muore della gente. Chiaramente la caccia è ai terroristi, chiaramente si cerca di spazzare via tutto quello che può fare del male, a parte a Israele, ma anche al resto del mondo, sperando che chi è intelligente se ne vada via. Però, come vedi, poi il manifesto dice: ma dove andiamo? Via da lì, perché lì si sta distruggendo tutto quanto. Poi ci facciamo la Riviera, naturalmente ci facciamo la Riviera. Non scherziamo, andiamo su Avvenire. Corridoi di salvezza, oh mamma signore, eccolo, Avvenire ci spiazza ancora una volta tirando fuori che i migranti bisogna aiutarli.
l'esigenza di accogliere chi scappa da situazioni insostenibili. Stiamo appunto parlando, guerra, scappa, dove vado? E la chiusura dell'Europa agli irregolari. L'abbiamo chiuso agli irregolari. Corridoi di salvezza apre Avvenire. E c'è Zuppi che dice: quando annega un migrante, annega l'umanità. La via sicura della solidarietà, e più di 200 ONG chiedono all'Unione Europea di rivedere le norme punitive sui rimpatri. Attenzione, noi la Lega, il centrodestra, da sempre porta avanti questa cosa dei corridoi umanitari. Quanti ne abbiamo portato, giustamente dicendo: cioè, non è che devi per forza prendere il barcone, rischiando appunto di annegare, e se annega un migrante annega l'umanità. Prendi l'aereo. Ce lo chiediamo un po' tutti, ma perché vengono in Italia buttando via i loro documenti e non arrivano in aereo? Tanto la protezione te la diamo comunque. Sì, la diamo a cani e porci, la protezione umanitaria di qualunque livello. È chiaro che poi chi ha la protezione non se la merita, lo vediamo dopo pochi mesi o dopo pochi anni. Inizia a picchiare, a violentare e magari a fare anche qualcosina di più grave. Le emergenze, secondo me, sono queste, non tanto i carri armati russi, e vedremo l'altra polemica proprio con Matteo Salvini sui quotidiani quest'oggi. Non c'è futuro senza accoglienza. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Maria Zuppi, nella prefazione al volume Libere da, libere di, storie di giovani donne in Italia con i corridoi umanitari, di Cristina Pasqualini, Fabio Introini, che pubblichiamo, mette in guardia dai luoghi comuni distorcenti sul fenomeno migratorio, perché non permettono di comprendere i veri rischi e fanno perdere l'umanità e il rispetto per qualsiasi vita. Intanto oltre 200 ONG lanciano un appello al Consiglio e al Parlamento europeo per fermare la proposta di regolamento comune sui rientri forzati. A giorni il Consiglio UE pubblicherà una posizione di compromesso. Il testo presentato dalla Commissione delinea misure coercitive, si basa su politiche punitive, centri di detenzione ed espulsioni, dicono i promotori, e invece i cattolici li vogliono tutti quanti qui, e perché li dobbiamo rimandare indietro? Bene, chiaramente dipende da cosa ne pensate. Varsavia, drone dimostrativo, bombe su Gaza e in Libano, la provocazione di 2 bielorussi vicino al palazzo presidenziale. Mentre proseguono le esercitazioni congiunte di Russia e Bielorussia al confine polacco, ieri sera un drone di Minsk con telecamere è stato abbattuto mentre era diretto in volo sul palazzo presidenziale di Varsavia, un'azione dimostrativa per cui sono stati arrestati 2 bielorussi. Qua mi fermo, ma chiaramente siamo a questi livelli. Intanto così Albanese e l'imprenditore Graziotin hanno i conti bloccati per decisione statunitense per motivi politici o sospetti. Sappiatelo, Francesca Albanese è l'eroina del centrosinistra, relatrice dell'ONU, è stata sanzionata per avere pubblicato un rapporto che elencava aziende USA che sosterrebbero l'esercito israeliano. Basta così, grazie. Questo è il quotidiano Avvenire. Per par condicio vorrei dire, perché ciò che abbiamo letto di Avvenire è praticamente solo di sinistra, ma non è vero che Avvenire sia di sinistra, non è proprio vero. Per par condicio vi porto sul quotidiano Il Tempo, anche perché giustamente si occupa anche delle spine di Ricci. Ricci hanno le spine, quante spine Ricci? Gioco di parole stupidino, stupidotto, ma Il Tempo è sempre potente con questo. In prima pagina mette proprio sì, lo sfidante, quello che vuole vincere nelle Marche di centrosinistra, con di fianco seduto uno stupendo Riccio. Quante spine Ricci è il titolo principale del quotidiano Il Tempo. Non solo l'inchiesta Affidopoli, la nuova tegola è un'associazione
fantasma, sede al PD, sparita dopo l'elezione dell'ex sindaco all'Unione Europea. Fratelli d'Italia dice mostri i bilanci. Quante spine, Ricci. Di spalla l'editoriale del direttore Tommaso Cerno, che giustamente ieri ce l'hanno spiegato i giornaloni, sono riusciti a imbruttire Bella Ciao, ok, cioè che fosse prima bella, però l'hanno peggiorata cavalcandola. Cani e porci hanno cavalcato questa Bella Ciao e così è finita anche sui proiettili che hanno ucciso Kirk. Siamo sempre in prima pagina sul Tempo, esclusivo la lenta regata flottia, ma Hamas scappa da Gaza. Ecco le foto dei capi in fuga, i civili come scudi umani. Molti alti dirigenti di Hamas fuggono ma chiedono al popolo di resistere. Atallah scappa barattando la posizione dei cadaveri di 2 ostaggi. L'Italia violenta, la sinistra dell'odio dà la colpa a Meloni, ma Fratelli d'Italia è la più colpita e la piazza si scalda. Sempre tra le segnalazioni in prima pagina sul Tempo, la violenza sulla 18enne, il migrante accusato di stupro e salvato dal solito giudice era destinato a un CPR. Ne parliamo tra poco, perché queste sono le notizie che non esistono sui quotidiani di sinistra. No, no, no. Ancora, centro pagina sul Tempo, alta tensione Russia-Europa, le minacce di Mosca alla NATO e Crosetto che dice una cosa, ma lo devo ripetere quello che ha detto Crosetto? Ma è il caso? Boh, ma lui che lavoro fa qui? Come? Ministro della difesa? Ah, ok. E quindi Crosetto ha dichiarato: l'Italia non è pronta a rispondere a un attacco. Bestiassa, però per uno che fa il ministro della difesa è una bella missione, quindi prego Sierri, attaccateci pure, non siamo pronti, assolutamente no. C'è qualche giornalone che oggi fa anche la lista, dunque quanti F-35 abbiamo, gli Eurofighter, gli Everybody Camore, siamo delle ciofeche, attaccateci che ci arrendiamo subito. Sale ancora la tensione in Europa, Londra fornirà caccia per proteggere la Polonia, Trump dice Putin e Zelensky si odiano, si guarda al trilaterale per arrivare a un negoziato. Vabbè, fatto sta che l'Italia non è pronta a rispondere a un attacco e, ripeto, poi c'è Salvini che risponde indirettamente a Crosetto, anche se qualcuno scrive lite Salvini, Crosetto, sì, vabbè, magari hanno anche altro da fare, però forse non siamo qui ad aspettare i carri armati. Ancora segnalazioni in prima pagina, ricchissimo, piatto ricco, micificco sul quotidiano Il Tempo, perché oggi sul Tempo si parla di Salvini che blinda il generale Vannacci in Toscana, Cristian Campilli, e Augusto Minzolini, anche lui parla di Vannacci dicendo l'importanza e i rischi to be Vannacci. Ok, un intero paginone a pagina 8 si parla di Vannacci, di Salvini, di Lega, insomma di cose belle, perché quando si parla di Vannacci è un pompa per questa Pontida 2025, non soltanto per domenica 21 settembre, ma anche per sabato, perché sabato c'è la Pontida dei giovani, e abbiamo tanti diversamente giovani che chissà come mai saranno già sabato a Pontida. State prenotando gli alberghi e se aspettate ancora un po' dormite in tenda con i giovani, quelli veri, ragazzi miei, datevi da fare. Cosa faccio? Entro subito sul Tempo, dai, la tentazione è troppo forte, entro subito sul Tempo perché si parla all'interno pagina 2 della grande fuga, ma la grande fuga dei leader di Hamas, è già, loro scappano, i leader di Hamas scappano da Gaza e i civili restano lì a fare da scudi umani. Molti alti dirigenti del gruppo terroristico fuggono ma chiedono al popolo di resistere, non come dice il manifesto, ma dove andiamo? No, molti sono obbligati a stare lì. Atallah ci riesce barattando la posizione dei cadaveri di 2 ostaggi per lasciare striscia. Chiaramente, signori, c'è un paginone su questa
bella gente, ma proprio bella gente. A proposito di sicurezza, non lo scrive nessuno, e lo dice a bassa voce, neanche poi tanto Matteo Salvini, dicendo sì, stiamo qui a dire che l'Italia non è pronta ad un attacco russo, ma forse è il caso di occuparci di quello che succede dentro l'Italia. Arrestato jihadista pronto a morire per l'Islam. Allora, nella migliore delle ipotesi, i ciabattanti, ex ciabattanti, perché adesso le loro ciabatte sono delle scarpe ultra costose, i ciabattanti presenti in Italia, nella migliore delle ipotesi, diventano maranza, picchiano, violentano, uccidono, ma per 4 soldi. Nella peggiore delle ipotesi, sono pronti a morire per l'Islam. Questo si trovava per fortuna nel carcere di Torino, dove era chiamato Satana. Penso che un nome migliore non ci sia, Satana. Bene, è stato arrestato e speriamo chiaramente, era già arrestato, ma adesso basta, ce ne liberiamo, in senso buono. È chiaro che poi abbiamo i giornali cattolici che dicono ma no, ma li rimandiamo al loro paese, ma siamo cattivi, e facciamo altri corridoi umanitari. Su questo sono d'accordo, sì, assolutamente. Pagina 3, Il Tempo, Tajani dice aiuto alla flotilla va a suo rischio e pericolo, non manderemo la Marina ma solo assistenza diplomatica. Cioè, cosa pensavate? Signori, lo dice persino Tajani. Adesso ci sarà polemica anche su questo. Oh mamma, non ci mandano gli elicotteri a difendere la flotilla. Giro pagina ancora, signori. Oggi il quotidiano Il Tempo è da cercare, cercatelo nelle edicole se non lo trovate, e richiedetelo e fatelo arrivare, perché è una vergogna che Il Tempo, ok, di Roma, non si trovi in alcune edicole del nord con la T finale. Eccolo qua, pagina 7 del quotidiano Il Tempo, ma la Verità lo mette addirittura in prima pagina. Migrante accusato di stupro, un giudice lo salvò dal CPR. Vergogna, vergogna, vergogna. Nel dicembre 2024 il tribunale non convalidò il trattenimento del Maliano disposto dal questore di Milano. Già. Il 25enne del Mali era stato già denunciato dalla compagna per maltrattamenti in famiglia. Haruna Sangare, 25 anni, nato in Mali, è stato incastrato dalle tracce di DNA lasciate sui vestiti della vittima tra il 30 e il 31 agosto scorso. Giulia Sorrentino ne parla oggi sul quotidiano Il Tempo. Giro pagina, sto per fermarmi, ma ci sono cose, stavo dicendo belle cose. Queste cose di cronaca ci fanno soltanto arrabbiare e qualcuno lo fanno diventare razzista, cosa che non deve assolutamente accadere. Ma a pagina 8 del quotidiano Il Tempo, questo è un paginone che va conservato, ritagliato e conservato fino almeno a dopo le elezioni toscane, perché lo sapete, si vota in Toscana, nelle Marche, in Valle d'Aosta, è un periodo elettorale molto potente, ma non soltanto, si vota anche in Calabria. Allora, prima di tutto la buona notizia, certo dipende da come la pensate, in un riquadretto piccino picciò, ma che ci fa godere, a noi chiaramente di centrodestra, regionali, il TAR conferma il no a Lucano candidato. Resta esclusa la candidatura con AVS alle prossime elezioni regionali in Calabria di Mimmo Lucano, europarlamentare eletto con AVS, sindaco di Riace e simbolo delle politiche di accoglienza dei migranti. Il TAR di Reggio Calabria, al termine dell'udienza di ieri, ha confermato la decisione della Commissione elettorale del Tribunale Reggino, che aveva dichiarato incandidabile Lucano per l'applicazione della legge Severino, alla luce della condanna definitiva per falso nel processo Xenia a 18 mesi. Davanti al TAR Reggino, i legali di Lucano hanno sostenuto che il reato di falso, senza l'aggravante dell'abuso di potere, per il quale il sindaco di Riace è stato condannato in Cassazione, non rientrerebbe tra quelli previsti dalla Severino per non candidarlo, ma i giudici amministrativi non sono stati dello stesso avviso. Lucano potrebbe fare appello al Consiglio di Stato, ok? Ma
quello che vi leggerò tra poco e bada ben, non dovete cambiare radio, dovete restare su Radio Libertà perché adesso c'è la pausa con un pezzo strumentale del maestro Vito Mastro Francesco, ma appena ritorno vi parlerò di Matteo Salvini che in Toscana blinda Vannacci guardando a Pontida e punta sul Veneto, l'articolo del Tempos di Cristian Campigli, e di spalla c'è Augusto Minzolini che continua a parlare del generale Vannacci scrivendo l'ex generale e gli equilibri nel centrodestra. Pochi minuti e torniamo insieme. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Tour in Me, girando per una delle nostre bellissime città, magari proprio, visto che si avvicinano le Olimpiadi, approfittando delle Olimpiadi per visitare le nostre bellissime città. Tour in Me, dove ci avrà portato Vito Mastro Francesco. Dovete cercare questo pezzo su YouTube e vedrete anche un bellissimo video. Tour in Me, potrebbe essere tour come Turin, Mi come Milano, non ve lo dico. Andate direttamente su YouTube, ormai è una cosa molto semplice anche per chi non è più giovane. Scrivete Tour in Me, scrivete soprattutto Vito Mastro Francesco, un nuovo artista che stiamo scoprendo in queste settimane, dalle aule del conservatorio agli studi televisivi, ai centri di produzione, una parabola veramente importante per questo artista che ha scritto musica anche per una certa Laura Pausini. Capite come gli artisti indipendenti molto spesso fanno dei passi da gigante, dei salti incredibili, ci vuole anche fortuna, e poi ritornano nel loro guscio, ma facendo sempre un lavoro che li appaga, che gli piace, un lavoro che magari non li fa diventare ricchi, ma semplicemente gli dà soddisfazione. E spezziamo una lancia per tutti coloro che hanno anche piccole soddisfazioni da questa strana esistenza, senza puntare al successo, al diventare ricchi, a fare soldi a palate, che si diventa anche cattivi facendo soldi. È un po' anche la nostra storia, la storia di questa radio, di Radio Libertà, ex Radio RPL, ex Radio Padania Libera. Non siamo qui per diventare famosi, ma siamo qui per fare una cosa che ci appaghi, nel senso che ci dia una soddisfazione. Parlare
di quello che vogliamo, di quello che volete anche voi, cari ascoltatori, perché noi siamo l'ultima radio rimasta libera e leggiamo i vostri messaggi, sentiamo le vostre voci anche in questo momento. Dite quello che volete al 340 67 09 659 ed è la mia felicità leggere i vostri messaggi. Dalla profonda voce del popolo una proposta, un referendum su scala planetaria da sottoporre a tutti gli abitanti del pianeta Terra con il seguente quesito, vediamo se è una roba seria, ho sempre paura poi di leggere i vostri famosi messaggi liberi. Cittadini di tutto il mondo, considerato che comunque si consideri la guerra, la guerra, ogni guerra è una carneficina di esseri umani, la sostenete o siete favorevoli alla pace, la cooperazione, la crescita morale, culturale, economica dei popoli? Michael mi spedisce questa idea. Cosa ne esce? Che ne dici, Sammy? Beh, l'idea di un referendum su scala planetaria è più che bella, certamente penso che vincerebbe, siamo assolutamente favorevoli alla pace. Il problema è che prima ci sono alcuni lavori da fare, secondo qualcuno. Buongiorno Sammy, facci una foto dove lasci la macchina. Col cavolo Enzo, assolutamente no. Buongiorno, chi bene incomincia è a metà dell'opera. Ieri sera sul 4 di Mediaset hanno sputtanato Salvini con predica di Boldrini. Ringrazio Forza Italia per il favore, a buon rendere, cara Mary. Ci mancherebbe, ormai sappiamo che quello è un canale di comunisti e d'altronde fanno business così come fanno business gli amici islamici. Sapete bene che ormai anche a Bologna i tortellini sono halal ed è un successo senza precedenti, perché questi ciabattanti, in senso buono, io scherzo, lo sapete, fanno la coda per comprarseli. Già, sono halal, buoni tortellini, buoni. Si scherza, cerchiamo di sdrammatizzare, perché anche oggi ci sono colleghi che stanno lavorando in redazione che mi dicono che se cerchi una notizia un po' leggera sui quotidiani ti metti a piangere. Siamo assolutamente, sarà l'effetto Kirk chiaramente che non ha fatto allegria questo, sapere che la libertà di parola è in grande grosso pericolo. Ciao Sammy, a parte che la maggior parte non scappa da guerra, però caro Zuppi, sappiamo che voi dovete mettere a reddito i vostri ormai vuoti, i vostri siti ormai vuoti, ma se vuoi l'immigrazione ti devi prendere anche la responsabilità dei loro reati, ok? Bravo Pietro, certo, sappiamo che c'è qualcosina da pagare, sì, certo, però è anche la responsabilità di chi ti pigli. No. LL, Avvenire non è di sinistra. Strano, pensa e scrive come fu la vecchia URSS. In parte Crosetto dice la verità. Siamo invasi dalla moderna invasione barbarica dei nuovi Unni. Sì, il problema è che dire che siamo impreparati, uno dice, boh. Ciao Sammy, ma ti rendi conto che per tenere sulla coda al comico Zelensky stiamo rischiando una guerra che non siamo in grado di sostenere? Ma almeno lo abbiamo detto, dico io, no? Faremo la fine dei topi, non abbiamo neppure rifugi antiatomici. Silenzio! Grazie. Io abito vicino alla Svizzera, proprio pochi chilometri, e potrei farla di corsa. Grazie Ursula e grazie anche alla Meloni che ha sempre sostenuto il comico, ci scrive Dani da Como. E ancora, diciamo ad Avvenire e al Vaticano di prendersi tutti i palestinesi in casa. Ricordo che l'Unione Europea è una delle maggiori finanziatrici di Hamas. E ancora, domando per un amico, che differenza c'è tra i capi di Hamas che scappano lasciandoli la gente normale e i nostri capi non solo del 43 ma anche oggi ci rendono miserabili, sacrificabili, cavie umane per potenziali farmaceutici, mentre loro tranquilli e pasciuti di destra e sinistra se la godono senza problemi? E ancora, se fossi il direttore ti taglierei lo stipendio. Sì, 2 ore di trasmissione, 1 ora e 45 di nulla. Bravo Marco, hai proprio
Hai proprio ragione, però ha ragione un corno, ragazzi, ma il bello di questa rassegna stampa è uno spettacolo, è uno show, è un format diverso, grande come l'universo, una roba che non avete mai sentito da nessuna parte, guarda un po', attira l'attenzione di molta gente. Ad esempio voi che mi seguite su Facebook, schiacciate il pulsantino condividi e condividete questa rassegna stampa tramite WhatsApp a parenti o amici. Questo mi piace moltissimo, vuol dire che stiamo facendo qualcosa che gli altri non fanno, non sanno fare o non hanno il coraggio di fare. A proposito di coraggio, pagina 8, quotidiano Il Tempo. Salvini blinda Vannacci guardando a Pontida e punta sul Veneto. Cristian Campigli, un nuovo corso che parte dalla tradizione, si apre a una classe dirigente rinnovata e guarda con interesse ai movimenti identitari statunitensi ed europei. Matteo Salvini mette a punto e a capo a tutte le polemiche scaturite nelle scorse settimane che erano ruotate intorno alla Lega. Ieri mattina, insieme al generale Roberto Vannacci, ha presentato a Firenze le liste del partito per le elezioni regionali in Toscana che si terranno il 12 e 13 ottobre, perché tra mille dubbi vi è un'unica grande certezza: le urne decreteranno il futuro prossimo del Carroccio. Se cioè via Bellerio, al termine delle elezioni che si terranno in 6 regioni, retrocederà a terza compagine della coalizione scavalcata da Forza Italia, o se al contrario si avvicinerà a Fratelli d'Italia, al momento prima con un consistente distacco. Il dibattito sulla vannacizzazione della Lega. L'avete fatta la vannacizzazione, qui ci sono troppi Novax e non va bene per niente. È più che altro di interesse vostro, giornalistico, perché penso che Roberto Vannacci sia un contributo aggiunto in Toscana e soprattutto, che è casa sua, ma in tutta Italia, come lo sono i nostri ministri, i nostri governatori, i nostri 500 sindaci. È chiaro che in Toscana il toscano Vannacci voce in capitolo è giusto che l'abbia, così come per le liste del Consiglio Comunale di Milano il milanese Salvini qualche consiglio lo può dare, però ripeto, tutti danno il loro contributo ed è il benvenuto da parte di tutti. Sono parole secche, dirette, che lasciano poco all'immaginazione, quelle che vi ho appena letto, pronunciate da Matteo Salvini. Una risposta in diretta anche a Giovanni Galli, che aveva rinunciato alla candidatura una volta saputo che il capolista a Firenze sarebbe stato Tommaso Villa, e a Massimiliano Baldini, consigliere uscente lucchese. Io non mi sono mai tirato indietro nella mia vita, ha aggiunto il segretario leghista. Anche nelle battaglie più difficili non ho mai fatto un passo indietro, quindi ognuno è libero di fare le sue scelte. Non siamo una caserma, c'è tanta gente che entra, c'è anche qualcuno che può prendersi un po' di riposo. Il leader del Carroccio ha poi allargato il ragionamento a tutte le altre sfide regionali che attendono i conservatori, come abbiamo scelto la continuità in Calabria con Forza Italia, la continuità nelle Marche con Fratelli d'Italia. Noi ci mettiamo a disposizione per accompagnare il centrodestra a rivincere in Veneto. Penso che la chiuderemo tranquillamente e serenamente, come abbiamo sempre fatto, e conto che si chiude nei prossimi giorni. Che vi sia un po' di maretta tra il vecchio corso, soprattutto quello nordista, e la nuova via segnata dall'uomo delle 5 Stelle, lo ha ribadito ieri il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. A margine di un evento organizzato a Milano dal quotidiano La Verità, alla domanda sulla presenza di Vannacci alla più importante kermesse del Carroccio, Pontida, il numero 1 lombardo ha fatto spallucce. Sarà Pontida? Non so, è la festa della Lega, un momento molto atteso, quello che si terrà nel prossimo fine settimana e che verrà definito nei dettagli dal Consiglio federale di questo pomeriggio, che Salvini considera un punto di partenza del nuovo corso. È necessario che Pontida diventi un momento di riflessione sul coraggio contro la paura, sulla libertà contro la violenza, ha detto il segretario del Carroccio in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Accanto ad esponenti internazionali, certa la presenza del francese Bardella e di rappresentanti di Young Republican, di Rassemblement National, Vox,
Fidesz e del Movimento Nazionale Polacco, vi saranno anche alcuni giovani opinionisti che hanno il coraggio di parlare, che si espongono sui social e sui media con coraggio. Sarà la prima volta a Pontida, ma questa sarà una Pontida diversa da tutte le altre. Nulla sarà come prima dopo la morte di Charlie Kirk. Così quest'oggi paginone sul quotidiano Il Tempo, che non finisce perché di spalla c'è Augusto Minzolini, che titola "L'ex generale e gli equilibri nel centrodestra". Siete pronti? Prendo fiato. Spesso i problemi ti nascono in casa. A Londra una manifestazione di un centinaio di migliaia di persone organizzata dall'estrema destra. In Germania l'affermazione dell'AfD nelle elezioni del Nord Reno-Westfalia. L'ondata di destra in Europa non si ferma. Si tratta di movimenti che non sono al governo e che quindi possono utilizzare parole d'ordine e slogan estremamente radicali. In Italia la guerra all'immigrazione incontrollata o a certi caposaldi della cultura woke invece sono un bagaglio della coalizione di centrodestra che li media con le esigenze di chi alloggia a Palazzo Chigi. Per cui fin qui tutto bene, anzi quelle tematiche hanno contribuito al successo della Meloni alle ultime elezioni. Nei primi 2 anni di governo c'è stata solo una competizione su questi temi tra Fratelli d'Italia e leghisti, normale dialettica dentro una coalizione. L'arrivo del generale Vannacci nell'agone politico però potrebbe stressare questo equilibrio. L'ex generale della Folgore e ora parlamentare europeo della Lega è infatti uomo di frontiera, poco avvezzo ai compromessi. I suoi discorsi hanno un taglio messianico, riprendono molti argomenti della destra tradizionale, sposando le posizioni più estreme. Non sfigurerebbero nella manifestazione di Londra o nei comizi dell'AfD. In più, Vannacci sta inserendo una serie di personaggi nella Lega che la pensano come lui. Insomma, sta nascendo una Lega di destra nella Lega e il fenomeno finisce per innescare una competizione sui territori elettorali che sono alla destra di Fratelli d'Italia, quelli che finora il partito della Meloni era riuscito a rappresentare da solo, non essendoci altri riferimenti. Per ora Vannacci è una ricchezza per il centrodestra, un catalizzatore elettorale, specie per la Lega. Un domani però, scrive oggi Augusto Minzolini sul Tempo, l'autore del Mondo al Contrario, se non sarà gestito con attenzione da Matteo Salvini, potrebbe trasformarsi in una mina vagante. La preoccupazione serpeggia dentro Fratelli d'Italia. Il fastidio naturale del partito nei confronti di un competitor a destra è fisiologico, pure il PC non tollerava nessun partito alla sua sinistra, ma poi c'è il punto interrogativo del personaggio Vannacci. C'è sempre il rischio che il generale faccia un partito nel partito muovendosi su alcune tematiche per conto suo, senza contare che la sua logica competitiva potrebbe potrebbe modificare l'equilibrio della coalizione che per ora ha funzionato. Un timore che qualche giorno fa Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera di Fratelli d'Italia, ha confessato al Foglio: abbiamo impiegato decenni per spiegare agli italiani che la nostra destra è una destra moderna, non permetto a Vannacci di sporcare un'idea, un governo, io non c'entro nulla con uno che ripete l'unica flotilla è la 10ª. Se poi si aggiunge il fatto che Vannacci nei sondaggi è accreditato del 4%, è naturale che l'intuito porti la Premier ad avere dei dubbi sulla funzione positiva del generale. Va a vedere, ha confessato a più di un esponente della Lega, che Vannacci ci farà perdere le elezioni. Di apprendisti stregoni è pieno il mondo. Ed eccolo qua, oggi sul quotidiano Il Tempo, quindi il ritratto di quello che potrebbe accadere con questo Vannacci, la famosa vannacizzazione. Noi chiaramente facciamo il tifo per Vannacci in questo momento perché porta un fracco di gente a Pontida questa domenica 21 di settembre, ma anche il giorno prima, il sabato 20, nella Pontida dei Giovani, ci sarà Matteo Salvini e ci sarà il generale Vannacci.
Pagina 9, ultima segnalazione sul Tempo, perché oggi il Tempo intervista Daniele Capezzone. La sinistra ha perso identità, così tutti i leader di destra per loro diventano fascisti. La fotografia della politica globale nel libro del direttore editoriale di Libero, La violenza nei confronti dell'avversario è di nuovo sdoganata. Appena uscito il libro di Daniele Capezzone, Trumpisti o maschisti, comunque fascisti. Capito mi hai? Vado su Repubblica, dai, facciamo un po' di par condicio. Repubblica apre con Gaza colpita al cuore, ma anche con la frasetta di Crosetto: Italia impreparata a un attacco russo. L'allarme di Crosetto, Tommaso Ciriaco. Ha un problema in queste ore: rendere chiaro a tutti che il tempo è scaduto. Per Guido Crosetto la verità è evidente, a portata di mano, quasi indiscutibile. L'Italia oggi non sarebbe in grado di difendersi da un attacco, uno come quello missilistico dell'Iran subito da Israele, per intenderci. Alegher, uno dice, ma lo diciamo, ma bisogna meglio dirlo, pietà. Ecco, io ci avrei aggiunto, Crosetto, anche pietà. Siamo impreparati a un attacco russo, elite Crosetto-Salvini, signori, pagina 6 di Repubblica. Il titolare della difesa: mettere il paese in condizione di proteggerci. Il leader del carroccio: il problema non sono i carri armati di Putin, Fammi arrivare, certa paura di Putin, ma non per Matteo Salvini, che in serata ieri sera al TG3 ha stabilito un'altra gerarchia dei pericoli. Per me e per la Lega la priorità è la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza dei confini, soprattutto quelli da cui sbarcano delinquenti e terroristi. Il pericolo sono i migranti. Il mio problema non sono i carri... Il pericolo sono i migranti è fuori dalla virgoletta. Il mio problema non sono i carri armati russi, ma i troppi delinquenti stranieri che sbarcano. Le divisioni nel governo, scrive Repubblica, con Salvini morbido con le ragioni di Mosca, si riverberano anche su come difenderci dopo che la violazione dello spazio aereo polacco costringe a fare i conti con scenari impensabili fino a poco tempo fa. Qua mi fermo, ma chiaramente adesso si parla, ma che cos'ha l'Italia per difendersi? Mamma mia! E poi pagina 11 certamente si ritorna sull'odio e si interroga Walser. Nei campus americani l'odio nasce dalla cancel culture di destra, ok? Non è di sinistra, ma assolutamente. Il vero dramma, secondo Michel Walzer, non è solo che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti la violenza politica è fomentata dal capo della Casa Bianca, che non fa alcuno sforzo per essere presidente di tutti gli americani e abbassare i toni, ma anche la scelta della destra di replicare la cancel culture che rimproverava la sinistra, soffocando la libertà di espressione invece di proteggerla. Oh, il filosofo di Princeton avverte: nelle università non era accaduto neppure ai tempi del Vietnam, fa temere che il pericolo di violenze sia in crescita, ok? Colpa della destra, ma siamo su Repubblica e comunque si chiama sempre democrazia, ognuno dice quello che gli pare, l'importante è che ce lo facciate dire. C'è persino Cacciari che viene tirato in ballo da Repubblica, ma oggi viene anche interrogato da un giornale di destra. Cosa dice Cacciari su Repubblica? Dopo vi dico anche cosa dice sul giornale di destra. Una balla dire che la violenza sta a sinistra, i toni causati dai conflitti. Il filosofo negli USA male endemico, lì uccisi presidenti e leader politici, qui solito anticomunismo incendiario della premier Meloni e il suo anticomunismo incendiario. Commentate ragazzi, commentate che lo potete fare qua e scrivetemi un messaggio WhatsApp, solo WhatsApp 340 6709 659, tra 10 minuti li leggo. Sono tentato di andare da Repubblica alla Stampa, ma sarei veramente un suicida. No, però sulla Stampa poi
pelo e contropelo si contano quanti aerei ha l'Italia per difenderci? Non ci abbiamo niente, siamo una schifezza, non sparate sull'Italia. No, vado sulla verità invece, vado sulla verità perché quella è che dà spazio anche, sì, lui, prima parla su Repubblica e poi parla sulla verità. Massimo Cacciari, ci arrivo tra poco anche perché dice completamente cose diverse. Dice, ma che strano, ma com'è? Dipende dal quotidiano. I love you, Cacciari, I love you. Prima notizia sulla verità. La tremenda aggressione durata un'ora alle porte di Milano, la giudice lo lascia libero, africano stupra una diciottenne. E noi che siamo fortunati, alla fine te l'ho detto, questi ciabattanti che arrivano in Italia e si rifanno le ciabatte con scarpe ultra costose, rubate ai nostri figli, of course, siamo fortunati. Perché, insomma, se ci va malino, picchiano, rubano, violentano le nostre ragazzine, certo, se ci va malino, ma se ci va malone, istigano alla jihad. E qualcuno riusciamo a beccarlo ogni tanto, ma ci sono i cattolici che dicono no, non bisogna centri detentivi, no, poverini, li rimandiamo ai loro paesi, solo corridoi umanitari, solo per venire qua, indietro non si va. Il Maliano, che a fine agosto ha abusato di una ragazza alla stazione di San Zenone al Lambro, era stato fatto uscire dal CPR da una toga di magistratura democratica. Oh, la ricordate, magistratura democratica? Anche qualche esponente di MD lo ricordiamo, nonostante le denunce di maltrattamenti in famiglia. Intanto il governo tedesco s'accorda coi talebani per spedire a Kabul i criminali. Siamo sul quotidiano La Verità. Stefano Graziosi, USA sconvolti, oltraggiato ricordo di Kirk, l'FBI, omicidio premeditato. Ma un po' più in basso, Massimo Cacciari, come vi dicevo, oggi è su Repubblica ma anche sulla Verità e dice: non stupisce che il linguaggio troppo violento sfoci nel sangue. Tra poco. Ma in centropagina è La Verità, come del resto anche Il Tempo, cita questa inchiesta sulle cene elettorali, spunta la fattura sospetta che imbarazza Ricci e i suoi. Secondo l'accusa, gli uomini del candidato di centrosinistra avevano ottenuto uno sconto sull'evento promettendo altri introiti. Li abbiamo trovati. Ancora sul quotidiano La Verità, di spalla, c'è Maurizio Belpietro con il suo editoriale Anomalie italiane, solo da noi i magistrati fan politica pro migranti. E a proposito di più o meno migranti, ne succedono di tutti i colori, scherza La Verità, la candidata di Toscana Rossa è il partito che si candida a portare avanti la Toscana, dichiara smantellare la bianchezza. Eccola qua, è diversamente abbronzata vabbè, lei scusa, si può scherzare con no, non si può scherzare con Antonella Bundu, siamo alla frutta, che viene ritratta con una banana in mano. È il volto di Toscana Rossa, incubatore di Potere al Popolo. Potere al Popolo è anche la mia trasmissione dalle 11 a mezzogiorno. Vuoi che non gli faccio pubblicità? Rifondazione comunista, possibile. C'è una polemicuzza piccola, certo, però fa un po' ridere, ridiamoci, dai. Ve ne parlo tra poco. Chiaramente ci rincuora La Verità, confermando che Lucano è fuori dalle liste. Ecco dove, come e quando si vota. Vado dentro all'interno del quotidiano La Verità ed eccolo qua, l'altro Cacciari, ok? Perché oggi è su Repubblica ma anche sulla Verità e dice cose diverse. Stiamo vivendo in un tempo di guerre e barbarie, normale che scorra sangue. Il filosofo, purtroppo c'è sempre la moda di contrapporre morti di serie A e di serie B. Se l'unica soluzione proposta per Kiev e Gaza è un altro conflitto, poi non stupiamoci. Intervistona con Giorgio Gandola oggi sulla Verità. Negli USA il legame tra politica e violenza è antico e non l'ha certamente inventato Trump. E ancora,
Dopo il 1945 in Italia abbiamo solo demonizzato l'altro, ogni scintilla riattiva la brace sotto la cenere. Taglio basso, ma oggi è da leggere comunque l'intervista di Cacciari, sia l'una che l'altra. Salvini, chi non ha i voti odia. Continua la bagarre politica tutta italiana, in margine ai drammatici fatti americani. L'opposizione attacca, il governo fa vittimismo per nascondere la sua incapacità. Carlo Tarallo fa il punto della situazione. Giro pagina. Vediamo se ci sono altre segnalazioni prima della pausa dal quotidiano La Verità. E vuoi mettere la banana, pagina 5, eccola qua, ma una faccia simpatica, eh? La candidata rossa contro la bianchezza. Antonella Bundu, in corsa per le regionali in Toscana, scatenata al meeting antirazzista, ha dichiarato: riconoscere il privilegio, non basta più parlare del problema, bisogna attaccarlo, e il privilegio è quello di essere bianchi, smontarlo, disarticolarlo. L'ho già sentita questa frasettina. Ovviamente il colpevole è solamente l'uomo europeo, scrive Maddalena Loi della campagna elettorale di tale Antonella Bundu, candidata della lista Toscana Rossa alle elezioni regionali che si terranno il 12 e 13 ottobre. Probabilmente non se ne sarebbe occupato nessuno, considerando che il presidente uscente e candidato del centro-sinistra Eugenio Giani, nei sondaggi realizzati dall'istituto noto per la prima puntata della stagione di Porta a Porta, sarebbe al 57% Giani rispetto al 39% del candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. A lei e all'altro candidato Carlo Giralli andranno probabilmente le briciole, vista la polarizzazione del confronto in terra rossa. Però la passionaria resta fissa a fianco di Mimmo Lucano, Don Biancalani, tutti i vecchi amici anche di Radio Libertà, e insomma è nata una polemicuzza che però non posso svelarvi. Assolutamente i suoi post sono stati letti dalla giornalista Francesca Totolo, che in un tweet su X ha commentato: l'antirazzismo è la più potente arma della sinistra usata per sottometterci, per fiaccarci, per installarci nella testa a falsi sensi di colpa. La Francesca Totolo, anche questa vecchia amica di Sammy Varin e della nostra radio, delle nostre radio. Beh, insomma, se volete sapere di più dovete acquistare oggi il quotidiano La Verità, ma c'è un riquadretto, se non erro, anche sul Corriere, con la candidata rossa contro la bianchezza, ma soprattutto ritratta con una banana in mano. Hai voglia di banana? Mi ha fatto venire voglia di mangiarmi una banana. Vado a farmi una banana e vi lascio con la pausa, certamente Acerbis, pubblicità, previsioni del tempo, ma anche la canzone indipendente con un audio. Ci saluterà sì, è vero, c'è Massimo Franchini, lo psicologo cantante, con la canzone Siamo in due, tra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone prevalente sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento, seppur con qualche disturbo. Nella prima parte della giornata cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi al nord e sulla Toscana, con qualche acquazzone specie in Friuli, Venezia Giulia, sereno o velato altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, possibili isolati rovesci sul Triveneto orientale e in Toscana. Temperature in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com.
perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come si è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti amici di Radio Libertà, un grande saluto, un grande onore essere con voi per presentarvi il mio nuovo singolo Siamo in due, contenuto nell'LP Amico Eccelso. Un grande saluto a Sammy, grande colonna di Radio Libertà, un grande saluto a tutti voi che ci ascoltate e soprattutto anche al mio produttore Francesco Puglisi. Spero che vi piaccia, Siamo in due, ascoltatelo e poi ne rifletteremo insieme. Ciao! Siamo due anime perse in mezzo al mare, tutti e due a cercare chi più, chi meno di amare. Ogni giorno un sorriso, ma dentro un lamento. Le parole si perdono nel vortice del vento. Camminiamo insieme, ma scivoliamo via in cerca di risposte, ma perdiamo l'armonia. Costruiamo muri anziché una casa. Ogni passo che facciamo, la distanza si abbasa, perché non possiamo vedere ciò che ci unisce, anziché inseguire ciò che il cuore non fissa. Cerchiamo nel buio, ma la luce sfugge. Sorrisi di carta, il dolore emerge. Vogliamo riempire spazi di vuoto, ma l'amore è un canto, non un rapporto rotto. E se aprendoci al mondo ci dessimo una possibilità di essere la forza, la vera unità. Lasciamo i nostri ego
per un attimo svanire, costruiamo un futuro che possa fiorire. Noi riempiamo vuoti con cose che fan finta posa. Cerchiamo specchi invece di coltivare una casa. Quando ciò che serve è tempo e mano che lavora, osa, ma continuiamo a scegliere. Stai provando? Complimenti, complimenti, complimenti. È un cantautore psicologo, ci mancava la collezione. Complimenti al dottor Massimo Franchini con la canzone Siamo in due, che trova spazio sicuramente nel vostro ascolto privilegiato cercandolo su YouTube. 8:39, il buongiorno si sente dal Marin. Siamo in diretta nazionale nella Digital Radio, nella banda DAB della vostra autoradio, sul sito radiolibertà.net, che potete sbirciare per guardare commenti che non leggerete mai da altre parti, ma anche minimo su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà, o semplicemente cercando Lega Salvini Premier, dove siamo in diretta speciale con questa rassegna stampa. Tra poco ritorno ai quotidiani, prima però, a proposito di Bella Ciao, qualcuno si ricorda di Fischia il vento, soffia la bufera? Ma minimo! E oggi qualche giornale ce la ricorda. Buongiorno da Alberto di Cervia. La rassegna stampa va benissimo così, Alberto di Cervia. E quando ci canti anche tu una canzone, dai, incidi qualcosa, lo so che sei bravo. Ciao Sammy, non ti curar di loro, la tua rassegna stampa è bellissima e democraticissima, dando la possibilità a tutti di dire la sua. Vannacci va benissimo perché sa quello che dice e se ne assume la responsabilità. Grazie Mario, ma tu non hai idea. Vedrai quest'anno a Pontida il casino che non ci sarà, perché tutta questa vannacizzazione sui giornali è un pompa pompa per dire venite a Pontida. Questa domenica 21 settembre prenotate il pullman o venite con la vostra macchina, perché? Perché è un'occasione per sentire, per vedere, per conoscere il generale Vannacci, per sapere cosa dirà, per farselo firmare, certo, un autografo, magari proprio sul portachiavi bruciacchiato di Radio Libertà, la firma del generale Vannacci. Sammy Varin, sei un venditore di pentole? No, di portachiavi. Al gadget non si guarda assolutamente in faccia qualunque cosa, perché Radio Libertà è una radio che oggi c'è, domani chissà. Oggi siamo sul canale 252 e domani non ci siamo più. Oh no, non ci siamo comunque, purtroppo al momento non siamo in TV, ma ci puoi ascoltare sulla banda DAB della radio, ci puoi ascoltare scaricando l'applicazione di Radio Libertà, e quella si sente sempre anche quando ci censurano. Purtroppo su Facebook, su YouTube capita spesso che diciamo cose e si blocca tutto quanto, si abbassa il volume perché diciamo cose contrarie alla community. Vado avanti. Quando ci sarà l'inaugurazione della posa della seconda pietra del ponte sullo stretto che ho perso la prima? Gian, non fare lo spiritoso, che se lavori in qualche industria del nord il ponte sullo stretto lo costruisci tu, capito? Da lavorare al nord il ponte sullo stretto. Ma quale attacco? Il grande Marco diceva gratta gratta c'è sempre la roba, siamo governati da pazzi irresponsabili, i droni appoggiati sul pollaio, guardate la foto, incollati con lo scotch. Sì, poi c'è chiaramente questa controinformazione gomblottistica che racconta cose diverse, ma Minzolini vive a casa di Vannacci, è sicuro di lavorare alla redazione del Tempo, è vero. Salvini ha ragione da vendere, a Crosetto gli mettiamo l'elmetto e lo mandiamo alla guerra, ci scrive Battista. E poi c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Ciao Sammy, Pietro. Quella. Ma come dice qualcuno, e non ci credo neanche morto, che la Russia dovesse attaccare l'Italia, arriverebbe la guerra, giusto? Ma allora tutti quelli che sono qui, che sono scappati da guerra, scappano ancora da guerra, vanno da un'altra parte? Ciao.
Grazie anche a questo ascoltatore, siete fortissimi, scrivetemi, massaggiatemi al 340-6709-659, forza Matteo, sì, in diretta big match contro il Visire, tutti i walk, ma è vero ragazzi, è vero, come al solito ce li abbiamo tutti contro, ma te l'ho detto, ha fatto impressione l'uccisione di Kirk, perché alla fine questo Kirk era un mio collega, capito? Sì, ma ci rimproverano i giornaloni, ci rimproverano che non lo conoscevamo e adesso ne parliamo, capisci? Adesso ci arrivo ragazzi e chiudo con il quotidiano La Verità. Chiaramente non potete perdervi la signora con la banana in mano, assolutamente no, ma anche Rami, la sentenza che blinda l'arma, dicono inseguimento legale e doveroso. Sono uscite le motivazioni della condanna in primo grado dell'amico Fares Buzidi, fanno piazza pulita delle accuse mosse ai carabinieri. Se ne parla solo oggi sul quotidiano La Verità con Alessandro Darold. Più in basso, la triste verità è questa, ne abbiamo parlato ieri tra le terribili notizie, se ne parla di questo in maniera un po' soffusa, qualche giornalone non dice che a sfregiare un bambino nella zona di Roma è stata una baby gang di Rom. Baby gang di Rom sfregia un bambino. La vittima, 8 anni, stava festeggiando il compleanno in un parco a Roma quando è stato accerchiato e picchiato con pugni e una sbarra di ferro. I medici, violenza disumana. E chiaramente questi bambini non vengono puniti e vengono rimandati indietro, certamente nelle loro case, così come è successo anche giorni fa. Giri la pagina, speri di trovare buone notizie? No, perché bisogna dire la verità e siamo sulla verità. Toga libera un africano e lui va a stuprare. È stato fatto uscire dal CPR da una giudice di magistratura democratica il maliano che a fine agosto ha violentato per oltre un'ora una 18enne a San Zenone al Lambro. Non l'ha ritenuto un pericolo per la sicurezza e quindi non va trattenuto nel centro. Ancora, quotidiano La Verità che ci ricorda che tra 13 giorni comincia il duello nelle regioni. Nelle Marche il governatore uscente spera nella conferma, lo sfidante alle prese con le indagini sul suo conto che in Calabria, stando ai sondaggi, non danneggiano Chiuto, dato davanti a Tridico. E mo te lo dico, per Campania, Puglia e Veneto, Election Day a novembre. Paginone con Flamina Camilletti sul quotidiano La Verità per fare il punto giustamente della situazione elezioni. Ultima segnalazione, ma non ultima, sulla Verità, Paolo Di Carlo riprende l'intervista con il governatore lombardo Fontana. Parte dell'energia deve rimanere dove viene prodotta. Il governatore lombardo, per rispettare i target dell'Unione Europea, rischiamo di sacrificare l'agricoltura per mettere pannelli solari. Attenzione, abbiamo parlato di Sardegna qualche giorno fa, ma qui in Italia non è mica meglio, assolutamente no. E il discorso che ha fatto Fontana l'altro giorno ci fa capire che non stiamo andando nella direzione giusta. Mi è capitato, dice Fontana, di vedere un'azienda agricola che voleva sfruttare un torrente. Le è stato negato il permesso perché avrebbe potuto alterare di pochi gradi la temperatura dell'acqua. Così diventa impossibile innovare. Altro tema è il fotovoltaico. Fontana ha spiegato: noi dobbiamo produrre una quota di energia pulita, ma in pianura padana le ore di sole sono meno che al sud. Per rispettare i target europei dovremmo coprire 20.000 ettari di territorio con pannelli solari. Si tratta di un rischio enorme per l'agricoltura. Già si diffonde la voce che convenga affittare i terreni per il fotovoltaico invece che coltivarli. Ma così perdiamo produzione agricola e mettiamo a rischio interi settori. Il governatore ha riportato un caso in cui si è recentemente imbattuto. In provincia di Varese è stata presentata una richiesta per coprire 150 ettari
ettari di terreno agricolo con pannelli fotovoltaici. Eppure noi avevamo chiesto che fossero privilegiate aree marginali, a ridosso delle autostrade, terreni abbandonati, non le campagne. Un magistrato ha stabilito che tutte le aree sono idonee e questo rischia di creare un problema ambientale e sociale enorme. Così il leghista Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, oggi sul quotidiano La Verità. Vado avanti e fammi cenno, Simone, quando mi devo fermare per il Qui Parlamento. Ricominciamo oggi con la nostra controinformazione direttamente dal Parlamento, ma prima di fermarci vi preannuncio quello che leggerò. Allora, c'ho il Corriere, certamente. Sì, ci sta assolutamente, ci può stare. La prima pagina del Corriere ci può stare, ma forse può piacervi ancora di più. Io vi conosco perfettamente, cari ascoltatori. Il quotidiano Il Giornale, che riprende la frase di un giornalista ex della RAI, pessima mira, non è questa la frase, ma la frase è molto migliore, si è aggiustata la mira, ancora di più per farvi godere massimamente, o politicamente parlando, stiamo sempre scherzando perché questa rassegna stampa deve farvi un pochino scherzare, certamente strade tortuose sul quotidiano La Stampa di Mattia Feltri, il buongiorno di Mattia Feltri, quello che vi leggerò tra poco, dopo la pausa con il Qui Parlamento e la canzone indipendente, parlando ancora una volta di Kirche e certo la corale commozione dei leader di destra per l'assassinio di Charlie Kirk e non lo conoscevamo. E ci rimprovera Mattia Feltri di non conoscerlo. E allora, signori, sono curiosissimo di leggervi questa cosa in prima pagina sulla Stampa, il tempo del collegamento con il Qui Parlamento e della canzone indipendente. Oggi ascolteremo la nuova canzone di Shard, Giorgio Spinelli, Ti vorrei amare, tra pochissimo. Qui Parlamento. Piena totale solidarietà della Lega al ministro Tajani per le ignobili offese che ha ricevuto. Lo ha già fatto la senatrice Pucciarelli, ma voglio unirmi a lei perché l'aver utilizzato il termine influencer è qualcosa di molto grave nel giorno in cui ricordiamo Charlie Kirk, che è stato brutalmente ammazzato. È stato ammazzato ed era definito l'influencer di Trump. Quindi se vogliamo davvero combattere il clima d'odio, la violenza, la demonizzazione dell'avversario, dobbiamo farlo iniziando a soppesare le parole e a pensare bene prima di usarle, anche al momento in cui vengano proferite. Sull'altra accusa, Prezzolato, la ritengo vergognosa e addirittura qualcosa di sconvolgente, perché sembra voler dire che chi prova a cercare una via per la pace, chi dice manteniamo, come ha fatto lei signor Ministro, un canale aperto con Israele per lavorare alla pace, possa essere additato con simili parole. Ecco, questo è vergognoso. Venendo al tema dell'informativa, per la quale la ringrazio sentitamente per la puntualità, informativa chiesta dalle opposizioni, ha ben argomentato come il nostro governo, dall'Ucraina al Medio Oriente, sempre lavori per la pace. Io sono convinto che quanto è successo in Alaska sia stato un primo passo. Certo, adesso quell'invito, quella proposta del presidente Trump deve essere raccolta e si deve pensare che la pace è l'unica soluzione possibile del conflitto in Ucraina. Una pace che, l'abbiamo detto più volte, deve essere duratura, deve essere giusta, una pace che unitamente alla pace in Medio Oriente apra la via a un mondo più sicuro, più libero
in cui il commercio non sia minacciato da potenze ostili e le vie marittime di commercio non siano chiuse. Cose queste che minacciano innanzitutto il nostro paese, grande potenza esportatrice. Quindi ottima la riforma che ha pensato della Farnesina, ottima anche le sue parole quando dice che ogni imprenditore italiano avrà al proprio fianco la Farnesina, avrà al proprio fianco l'intero sistema paese. È quello che dobbiamo fare, è quello su cui dobbiamo lavorare. E l'ha citato anche lei, il progetto IMEC in questo senso è una garanzia di pace, stabilità e futuro proprio per il Medio Oriente, riaprendo quelle vie del commercio che sicuramente porteranno stabilità e pace nel solco degli accordi di Abramo. Anche qui grande merito del presidente Trump che li volle fortemente, ancora sono vivi e ne vedremo presto i frutti. Certo il dramma umanitario a Gaza deve finire, anche noi ci uniamo a tutto il resto dell'Aula nel dirlo. Il governo italiano sta facendo tanto, tantissimo, sta cercando di aiutare in ogni modo quella popolazione che soffre, vogliamo ripeterlo ancora una volta, a causa della follia di Hamas, di questa organizzazione terroristica islamista che ha voluto scientemente scatenare l'inferno. Ecco, un'organizzazione islamista, un'organizzazione di terroristi islamici. Lo stiamo dicendo nel giorno in cui si commemora l'11 settembre, 24 anni dopo. E allora non abbassiamo la guardia, ricordiamo sempre le parole di Oriana Fallaci, ricordiamo che le nostre società sono sotto attacco, che c'è chi ci vede come un nemico, chi vuole cancellare la nostra libertà, proprio come a Gaza ha fatto finché l'amministrava pienamente Hamas. Ha cancellato ogni diritto delle donne, di chiunque la pensasse diversamente da questa organizzazione, ha incarcerato oppositori politici, ucciso. Ecco, questo non è il sogno di libertà che noi della Lega abbiamo per il popolo palestinese. Noi vogliamo che quel popolo possa un giorno autogovernarsi, ma prima va eliminato totalmente quel movimento terroristico Hamas. E allora nel giorno dell'11 settembre non dimentichiamo quello che è successo, non dimentichiamo le vittime e non inneggiamo a una conquista degli estremisti islamici d'Europa, dell'Occidente, ma anzi continuiamo a difendere con orgoglio la nostra civiltà, i nostri valori, la nostra libertà. Lo dobbiamo a quei morti, lo dobbiamo alle nostre democrazie, che vengano guardate proprio da quei popoli come qualcosa a cui aspirare, come sogno di libertà. Non neghiamoglielo. E quindi che sia davvero un punto, un turning point, era questo il nome dell'associazione di Charlie Kirk, oggi in quest'Aula, nella nostra riflessione, tornare a essere orgogliosi della nostra identità, senza alcuna aggressività, ma volendo anzi che con il dialogo, con la pace, il mondo possa essere un mondo migliore dall'Ucraina fino a Israele e che anche il popolo palestinese possa tornare a sognare. Questo è il nostro pensiero, il pensiero della Lega, che viene accusata di ogni nefandezza solo perché osa utilizzare la parola pace. E accanto alla parola pace spesso usa un'altra parola, che sono le radici. Le radici, che lo ricordiamo, sono orgogliosamente giudaico-cristiane. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La Lega, nata dalla battaglia, accetta la sfida. È un enorme grazie per tutti voi perché siete uno spettacolo. Guardate,
lo spettacolo che si vede da qua. Io non mollo e non mollerò mai. Noi non molliamo. Grazie a chi ha cominciato questo sogno e grazie a voi che lo state portando avanti. Noi non molliamo. Speciale Pontida 2025. Vi aspettiamo in diretta sui canali di Radio Libertà domenica 21 settembre dalle ore 8:30. Radio Libertà, la tua radio. Forse la luna non sa che la stanno a guardare, ed il vento che va non sa dove andare. Forse una fiamma non sa quando dovrà sorbirsi, ed il vento che va non sa dove fermarsi. Forse uno sguardo non sa dove andare a cercare, ed il vento che va non sa dove guardare. Forse tu non lo sai che io ti sto a pensare, forse tu lo vorrai, ti vorrei amare. Forse il mio cuore non sa dove andarti a cercare, ed il vento che va non mi riesce a portare. Forse il tuo sguardo non sa che vorrei parlare, ma il vento che va mi ruba parole. Uno sguardo mi basta per provare a volare, e nel vento che va cercare se vuoi amore. Amore, 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 forse un giorno, chissà, riuscirò a parlare, immenso sarà, ti chiamerò per nome, amore, tornerò nel mio buio, amore, 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 amore. Beh, lo sai, la cosa migliore, parlare d'amore nelle canzoni è sempre la via giusta, soprattutto di questi tempi in cui si parla soltanto di odio. Si intitola infatti Ti vorrei amare, la nuova canzone di Shard, Giorgio Spinelli, che supera ogni suo record pubblicando il pezzo in questo 2025, tutto in versione acustica, chitarre, piano, clarinetto. Ti vorrei amare di Shard ci ha portato alle 9:02 minuti primi, e a proposito di amore, signori, eccoli qua i portachiavi bruciacchiati di Radio Libertà, che distribuiremo a chi ci verrà a salutare allo stand di Radio Libertà questo 21 settembre, questa domenica, dalle 7 del mattino fino alle 4, 5, finché c'è gente. Saremo a Pontida, certo. Cercate Radio Libertà, tra i tanti gazebo che ci saranno sul Sacro Pratone, il nostro è sicuramente il più bello. Ci sarà lo staff di Radio Libertà, ci sarete voi ascoltatori che vi ritrovate dopo un anno, magari per la prima volta, per conoscere Sammy Varin, per conoscere i nostri colleghi giornalisti, ma soprattutto per portarvi a casa un ricordino che costi pochi euro di donazione a Radio Libertà. In questo caso quant'è che chiediamo? 5 euro per questi portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, ma alcuni hanno anche l'effigie di Sammy Varin, roba da santino, signori. E parlando della morte di Kirk, non porta certamente bene, ma siamo comunicatori e soprattutto eravamo colleghi con Kirk, sì, anche se non lo
conoscevamo. Attenzione, ci arrivo perché è il buongiorno di Mattia Feltri, oggi sul quotidiano La Stampa, che apre però con Mosca sfida la NATO, giallo sui caccia italiani. Il Cremlino, l'alleanza è già in conflitto contro di noi. Callas sta cercando l'escalation. 2 nostri Eurofighter nell'operazione in Polonia, ma la difesa frena. Prima pagina sul quotidiano La Stampa. E scendo un po' più in basso, appunto, e il buongiorno di Mattia Feltri dal titolo Strade tortuose. La corale commozione dei leader di destra per l'assassinio di Charlie Kirk, così intensa, così straziante e anche così comprensibilmente reattiva con chi considera Kirk un cultore della violenza politica di cui è rimasto vittima, ha svelato legami insospettabili. Non avrei mai pensato che in Italia e nemmeno a destra seguissero il giovane trampiano con tanta devozione. Era uno di noi, è stato detto, e allora sono andato a vedere come fosse nata e fiorita questa corrispondenza politica e di affetti. Ho cominciato dall'ANSA. Charlie Kirk è citato in 245 lanci di agenzia, 235 dopo l'attentato, 10 prima, ma in questi 10 lanci è citato per quello che stava dicendo in una convention o facendo in una università, non perché Giorgia Meloni o Matteo Salvini lo nominassero o evocassero o lodassero. Però l'ANSA non è la Bibbia, allora ho provato a indagare su Google, ho cercato, ma nemmeno la traccia di un incontro tra Meloni e Kirk o Kirk e Salvini, nemmeno una telefonata, una stretta di mano, un elogio a distanza, niente. Però non l'ho voluto accontentarmi, mi sono affidato a ChatGPT, l'intelligenza artificiale. Risposta: nel web non c'è nessuna evidenza che Meloni abbia parlato di Kirk prima del 9 settembre. Beh, ma anche se gli chiedi a ChatGPT chi è Sammy Varin, ti dice che non mi conosce mica, Poi su Google, qualcosina, vabbè, su YouTube, qualcosina si scrive, certo. Nemmeno alcuna prova credibile che Salvini abbia parlato di Kirk prima del 9 settembre, anzi, dopo una ricerca approfondita non risultano dichiarazioni riguardanti Kirk prima del 9 settembre, né da parte di Meloni, né da parte di Salvini, né da parte di qualsiasi altro politico italiano. Sono le tortuose strade dell'amore e della propaganda. Perché Mattia Feltri, si vede, conosceva benissimo Biden e si sono dati la mano più volte e quindi... santa polenta, capisci? Quando non si sa più che cosa dire e devi riempire quella prima pagina, venduta pochissimo, certo, del quotidiano La Stampa, però bisogna pur scriverci qualche cosa. Si può fare di meglio? Sì, volendo, ad esempio, sul Corriere della Sera, ci vado anche sul Corriere. Sappiate che il Corriere, con il caffè di Massimo Gramellini, scrive noi contro loro, e Gramellini ricorda quando durante il concerto di Wembley il cantante dei Coldplay ha invitato il pubblico ad alzare le mani per mandare un abbraccio di amore alla famiglia del trampiano assassinato Charlie Kirk, e lo stadio lo ha sommerso di buu e i social di insulti. Chiaramente, se siete interessati, prima pagina del Corriere, che parla invece dell'attacco finale di Israele a Gaza City, del disgelo USA-Cina, intesa su TikTok e Donald sentirà sì, ma anche altra polemica: fermato con il taser, muore in ospedale, è il terzo caso in 2 mesi, e riparte la polemica per l'utilizzo del taser. Meglio sparare, qualcuno direbbe, non scherziamo. Crosetto all'interno: noi non pronti ad attacchi russi o di altri. Ha specificato di altri, ma c'è un alt da Salvini, pagina 7 del Corriere, Marco Galluzzo, l'allarme del ministro, l'Italia invia 2 Eurofighter. Anche qui, signori, polemiche interessanti, ma uno dice: ma doveva proprio dirlo che non siamo pronti? No, Crosetto dice sempre la verità. Il clima violento agita i partiti. Tajani, ricordiamoci di Calabresi. Odiatori e falsi maestri, sia a destra sia a sinistra. Compito dei leader è unire, non dividere. Oggi sul Corriere intervista a Luciano Violante. L'uccisione di Kirk, un atto barbaro.
un po' più in basso, c'è invece la frase shock di Cerqueti, celebre telecronista della Rai, da poco in pensione, ha detto aggiustata la mira. Le polemiche sulla frase riguardante l'omicidio di Kirk è stata poi rimossa dai social, ma molti utenti hanno attaccato il giornalista che ha scritto è stata aggiustata la mira. Giro pagina, ancora sul Corriere, Elli, leader o Giuseppe, la lunga marcia verso il voto e i tormenti a sinistra, ma anche la brutta cronaca, bullizzato da compagni e maestre, Paolo non voleva tornare a scuola. Oggi l'intervista al papà del 14enne che si è suicidato a Latina. Valditara ci ha promesso chiarezza, spero sarà così. Gli abusi filmati sulla dodicenne, in 40 nella chat li hanno visti, lo scandalo a Sulmona. Siamo sconvolti, per noi è una cosa troppo dolorosa, facciamo fatica anche a parlarne, ma vogliamo giustizia. Ieri la dodicenne di Sulmona, diventata preda sessuale di 2 ragazzi di 14 e 18 anni, si è trattenuta a lungo con la sua legale. Al suo fianco i genitori che si sono detti storditi anche dall'eco mediatica, ma determinati ad andare avanti. La bambina piange e dice di sentirsi ferita e violata, soprattutto nell'animo. Ricordiamo, una foto di questa ragazza è stata trasformata in una foto sessuale. Interessante quello che dice Ostellari. Certo, il sottosegretario agli interni Nicola Molteni, anche lui ci sta lavorando, ma il sottosegretario leghista alla giustizia Andrea Ostellari dice via i figli a chi delinque per non farne dei criminali. Cosa ne pensate? Scrivetemi 3406709 datemi ancora una manciata di minuti perché ho cose interessanti, tu dici, quando mai, da dirvi. Siamo a pagina 17 del Corriere che oggi intervista lo psichiatra Mencacci. I nostri ragazzi sempre più aggressivi, l'effetto dei social è di rendere normali anche i gesti violenti. Ragazzi, vi ho fatto l'esempio, ragazzi tra virgolette, perché a quest'ora sono a scuola, e vi ho fatto l'esempio di alcuni film, telefilm, serie come si dicono oggi, vedi gente che spara, che ammazza uno dietro l'altro ed è una roba normale. Non è normale uccidere persone, non è normale, soprattutto persone che non hanno fatto niente, attenzione. Lo psichiatra Mencacci dice va insegnata loro l'empatia. Percepiscono un'autorità debole, con i genitori il dialogo è scarso. Attenzione, sta parlando di noi genitori, questo psichiatra, dicendo che non parliamo più con i figli, c'è un muro, e il muro c'è sempre stato, è un muro generazionale, ma il fatto di non riuscire più a parlare con i figli che ti rispondono, gli chiedi come va, allora tutto bene, ma lo diceva anche la famosa cantante, il famoso cantante, non riusciamo più a instaurare un dialogo, perché questi hanno sempre, un tempo noi avevamo le cuffiette con il Walkman, però si ascoltava un po' di musica, ma non stavamo tutto il giorno attaccati. Adesso sono sempre attaccati all'auricolare e tu gli parli e loro non sentono. Dove andiamo a finire? È interessante, a pagina 17 oggi, l'intervista con Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, che ci racconta praticamente che hanno altri padri e madri i nostri figli. Il Fatto Quotidiano, Kiev ci costerà altri 120 miliardi in un anno, escalation, Crosetto evoca attacchi russi, noi impreparati, tanto paga l'Europa, Zelensky chiede all'Unione Europea 170 milioni ogni giorno di guerra nel 2026, ora sono 140, il Cremlino dice la NATO è già in conflitto e il ministro batte cassa. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, che fotografa bene d'altronde la situazione che stiamo vivendo. Torniamo per un attimo ancora sul quotidiano Il Corriere, perché giustamente all'interno ci sono cose
interessanti e mi state richiedendo ancora questa intervista con lo psicologo. Me la tengo, ve la leggo dopo le 11, tanto alle 11 ritorniamo in onda e abbiamo spazio. Il Giornale: Israele invade Gaza, ma in taglio alto c'è la violenza di San Zenone, lo stupratore libero grazie al giudice. Poi, certamente, Luigi Mascheroni, il suo Giù la maschera, si occupa del telecronista e della sua pessima mira. Anche questo ce l'appuntiamo e se riusciamo lo leggiamo dopo le ore 11. Il Cremlino: la NATO è in guerra, Trump: che odio tra Putin e Zelensky. Giro la pagina, siamo sul quotidiano Il Giornale, che scrive: l'ora dei jet italiani ai confini est dell'Unione Europea, attacchi da Mosca, l'allarme di Crosetto, 2 aerei per Sentinella, ma la difesa frena, il ministro che dice impreparati contro la Russia. Per fortuna è arrivata la mini Elli. Siamo a pagina 8 del Giornale, si parla dei giovani del PD. La Schlein lancia la mini Elli, battaglie gender Propal, la nuova leader libero è la copia della segretaria Dem. Dalle foto sui social con Francesca Albanese al sostegno alle ONG, le accuse al governatore Zaia sul Green dicendo la destra è negazionista. Eccola qua, Virginia Libero, 27 anni, originaria di Padova, è lei la nuova mini Elli che è stata scelta come nuova segretaria del movimento giovanile del PD. Mini Elli. Ho detto qualcosa? Non ho detto niente. Pagina 9. Lo stupratore maliano era libero grazie alla giudice. Siamo al caso San Zenone, l'immigrato trattenuto al CPR di Milano perché pericoloso, ma la toga non convalidò il fermo. Poi finalmente una buona notizia in questa valle di lacrime. Respinto il ricorso dell'ex candidato AVS, il TAR conferma Lucano escluso dalle regionali, ma c'è sempre il Consiglio di Stato. Giro ancora, dove andiamo? Certamente c'è qualcosa che ci siamo dimenticati e ad esempio il quotidiano La Stampa, all'interno Ucraina, il Cremlino alza il tiro, NATO in guerra contro la Russia, la minaccia di Peskov, parte del conflitto tutti i paesi occidentali che forniscono supporto a Kiev, Callas che dice Putin sta cercando l'escalation, esercitazioni di Mosca e Minsk estese a Kaliningrad. Sul quotidiano La Stampa, il fronte est, pronti i caccia italiani, la difesa però non c'è richiesta ufficiale e ci chiediamo, o meglio, domande e risposte ce le regala il quotidiano La Stampa, quanti e quali aerei militari ha l'Italia e si cercano di contare, ma i numeri non sempre sono pubblici, quanti ne abbiamo ordinati, perché ci sono quelli che ce li abbiamo ma sono finti, nel senso sono sulla carta e quindi a leggere queste cose certo non si sta tranquilli. Intanto apro le linee, chi vuole entrare in onda con me può chiamare 02 92 94 7222, ma proseguo sul quotidiano La Stampa che a pagina 10 scrive passaggio di testimone. JD sostituisce l'amico Charlie Kirk nel podcast che l'ha reso famoso. Trump: sono pronto a perseguire i gruppi Antifa come terroristi. JD Vance quindi prende il posto, tra virgolette, chiaramente nel podcast del povero Kirk. Tajani che evoca l'omicidio Calabresi e adesso Meloni insegue Vannacci. Opposizioni contro la campagna della maggioranza, il PD, la Premier si scusi per le offese della destra USA Schlein e il retroscena di Ilario Lombardo che dice, come dicevamo prima da un altro giornale, insomma che questo Vannacci impensierisce la destra della Meloni, nel senso che gli stiamo, Vannacci è della Lega, è europarlamentare della Lega e vice segretario federale della Lega, gli stiamo rubando i voti a
la povera Meloni. La violenza arriva da sinistra, Schlein deve fare pace con la sua coscienza, questo clima non dipende da noi, ha detto Roberto Vannacci. Mentre Tajani, ricordiamo la storia del commissario Calabresi, una campagna contro di lui che poi venne assassinato. L'intervento di Benedetta Tobagi, è la figlia di Walter Tobagi, ucciso dalla brigata del 27 marzo nel 1980-28. La premier si smarchi da Trump. È una follia il richiamo alle BR. L'estrema destra negli USA e nel resto del mondo è in prima fila nell'alimentare un discorso razzista, islamofobo e misogino. D'altronde, e dovete capire, siamo sul quotidiano La Stampa, ma io vi dico queste cose perché sono robe da mettere sul tavolo. Intanto restate in linea, chi sta chiamando allo 0292947222, sentite una musichetta, restate in attesa che tra poco vi passo. A pagina 12 della Stampa c'è l'Appendino, la sua frase vi fa capire quanto vi vogliano bene quelli di centro-sinistra che dicono siamo una squadra, siamo insieme, siamo d'accordo su tutto. La parlamentare del Movimento 5 Stelle boccia la ricandidatura del sindaco D'Ema a Torino, la gente non vota, non si ricandidi, dicendo a Torino sì al campo largo, ma soltanto se non c'è lo russo. Per me essere progressisti significa cercare di costruire un'alternativa a questa destra senza perdere l'identità e insomma va bene, ma vogliamo noi il candidato a Torino, cari torinesi. Siete messi bene? Forse è il caso di girarsi dall'altra parte? Il Veneto, in cambio della legge elettorale, Meloni la lunga marcia, così si vocifera, pagina 13 del quotidiano La Stampa. Votando con le norme attuali, il Senato sarebbe ingovernabile. Con il premierato la riforma sarà l'ultimo atto della legislatura. Ne parla il simpatico Alessandro De Angelis oggi sul quotidiano La Stampa. Altra brutta notizia, Matilda travolta mentre andava a scuola, strage di pedoni, oltre 30 morti al mese. Matilda Ferrari aveva da poco compiuto 15 anni, studiava all'Istituto Tecnico Economico di Tione in Val Rendena, era una promessa del patinaggio artistico su ghiaccio, anche lei morta. Un'altra pattinatrice a distanza di poche ore se n'è andata. Intanto il ritorno dei camalli. I portuali di Genova denunciano turni e condizioni di lavoro insostenibili, ci trattano come muli e ogni giorno rischiamo la vita. Paginone a pagina 17, l'ira dei camalli che si preparano a fare un casino della miseria se mandano un altro drone contro la flotilla. Sentiamo le vostre voci, dai, è arrivato il vostro momento. Chiamate 0292947222 per parlare in diretta e senza filtro con Sammy Varin su Radio Libertà. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Eccolo. A te, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao, allora due cose veloci. Allora, per un anno e mezzo almeno ci hanno fatto credere i nostri mass media mainstream che a Gaza fosse tutto distrutto, tutto abbattuto, tutto raso al suolo. Ma com'è possibile che prima che Israele attaccasse Gaza City ci vivessero ancora 2 milioni di persone, se era tutto raso al suolo come ci hanno fatto credere? Questo è un bel dubbio che secondo me dobbiamo porci tutti. Vero. Seconda cosa, ieri hai letto il Corriere della Sera che ha incensato la canzone Bella Ciao, ma quelli del Corriere lo sanno che testa che tutti conosciamo di Bella Ciao è degli anni 50 e che non è mai stato cantato da nessun partigiano durante la guerra? Lo sanno? Grazie 0292947222 per entrare in diretta e senza filtro su Sammy Varin su Radio Libertà, su quello che volete. Qui si può davvero parlare, ma ragazzi non potete perdervi l'apertura del quotidiano Libero, signori, che parla della vera opposizione e del partito di La Sette. Gruber riapre il salotto rosso con l'attacco a Meloni. Perché non viene da me?
forse perché da Formiglia Floris Cairo ha messo insieme un'armata antigoverno. Mario Secchi in prima pagina oggi sul quotidiano Libero, che regala un po' di pubblicità, ma d'altronde insomma è un'istituzione, il partito di La Sette. A pagina 2 Formigli, Gruber, Floris, la vera opposizione e La Sette, il salotto di Lilli riparte con l'attacco a Meloni. Parallelamente il flop di De Benedetti, che lascia il suo Domani a una fondazione, ma dai, poche copie, molti debiti. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sermidisetta. Buongiorno. Stamattina parliamo della scuola di qualche anno indietro, no di adesso, sto scherzando. Allora signor Semmi, con l'inizio mi sembra dell'anno scolastico sono scattate le nuove misure decise dal Ministero dell'Istruzione, come sempre tutti gli anni. Niente cellulari in classe e 6 in condotta. E ora la misura serve a contenere un fenomeno che sta diventando esplosivo tra i banchi di scuola, mi sembra. Tuttavia non basta, signor Semmi. Allora, i fattori del disagio giovanile sono molti. Fra questi programmi scolastici, vecchi metodi di lavoro poco efficaci, dico io, organigramma scolastico basato sulle graduatorie e non sulle esigenze degli alunni. Mancanza di motivazione e, secondo me, sempre in prospettiva lavorativa, attività calate dall'alto e mal digerite dal personale. Potrei continuare, signor Semmi, ma credo che nella scuola, come nella vita, nulla avviene per caso e se ci troviamo in questa situazione, la colpa non è solo dei ragazzi. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Grazie per averci segnalato questa cosa sulla scuola e lo sapete, in questi giorni alcuni giornali se ne occupano proprio di vedere cosa combinano con i cellulari. Oggi si vocifera che, ma guarda, una nonna segnala che i ragazzi faranno così, consegneranno alla prof un vecchio cellulare e quello nuovo se lo tengono nello zaino ben acceso ma collegato tramite Bluetooth all'orologio e certo dall'orologio puoi leggere messaggi, manovrare, andare su internet ragazzi miei, perquisiamo anche gli orologi, controlliamo gli orologi degli alunni se sono collegati con qualche cellulare in giro per la classe. È la destra che semina odio, ma Fratoianni elenca solo bufale. Signori, ne parla oggi a pagina 5 Libero, provano a girare la frittata, il leader di AVS punta il dito contro il governo accusandolo di alimentare la tensione, però dal blocco navale alle tasse il post pubblicato sui social è zeppo di fake news. Francesco Storace oggi su Libero, con l'ex giornalista Rai che dice su Charlie hanno raddrizzato la mira. Gianni Cerqueti allude all'attentato al presidente USA e Riccardo Cucchi ribalta la realtà. Il killer era pro-Trump. Tweet osceni su questo attentato. Complice di genocidio, non lo sapevate? Hanno denunciato mezzo governo, tra cui la Meloni. Marcelli, dirigente del CNR, guida la protesta contestata a Giorgio, Crosetto e Tajani, la connivenza con Israele. Si salvano soltanto gli attivisti pro-Pal. Il TAR conferma lo stop a Lucano, l'ex sindaco di Riace condannato è incandidabile. E poi alla Fiera di Bari lo stand della Palestina, lo Stato che non esiste. Dopo l'esclusione di Israele voluta dal sindaco leccese, spunta però la bancarella di Gaza. Ancora linee libere allo 0292947222. Se volete entrare in onda chiamate al volo. E se ne occupa pagina 12 Libero della riforma del quoziente ISEE dicendo ecco chi ci guadagna. La proposta della Lega, Salvini vuole eliminare la prima casa dall'indice che garantisce l'accesso a molte agevolazioni come l'assegno unico, milioni le famiglie beneficiarie. Se siete interessati oggi su Libero. Sono stati 3 bimbi rom a sprangare il coetaneo, ma non gli si può far nulla. Si ritorna sull'aggressione nel parco di Roma. E poi la sentenza della Cassazione che smonta il trucco di tanti occupanti abusivi di case. La presenza di un minore non impedisce lo sfratto. Oggi sul quotidiano Libero. L'ultima telefonata, pronto?
caduta, accidenti, accidentaccio, non esiste nessun problema, tanto ragazzi si ritorna, dalle 11 a mezzogiorno sono ancora con voi, con le vostre chiamate, con i vostri WhatsApp. Adesso la destra tedesca punta sugli elettori gay, la campagna contro l'islamizzazione, l'appello di Alternative für Deutschland ai ballottaggi per controbilanciare il peso dei musulmani alle urne e sfondare anche nella Germania dell'Ovest. Oggi sul quotidiano Il Giornale, pagina 16. E, come vi dicevo, la maledizione delle patinatrici, un'altra promessa falciata in strada. Terribile coincidenza, 2 casi in pochi giorni. Matilde Ferrari, 15 anni, è stata investita e uccisa in Trentino mentre stava attraversando le strisce per prendere il pullman che doveva portarla a scuola. Sabato scorso la tragedia simile di Giulia Geiser. L'ultima telefonata, eccola, pronto? Sì, ciao Sammy, sono Walter. Ciao Walter. 2 o 3 cose lì buttate a bomba. Lily Gruber si lamenta che la Meloni non va da lei. Perché lei non ci racconta, visto che firma un trattato di silenzio, delle sue frequentazioni a Bilderberg? Quando lei va a quel convegno, firma una carta nella quale dice che lei non dirà nulla, non riporterà nulla di quello che viene detto, la Labrona. Ci dica il perché. Questa è una cosa molto importante. Giornalista di Stacciolla. La giornalista che si tiene le robe in tasca. La seconda è questa: Crosetto non siamo in grado di difenderci dalla Russia. O Ciuccio, non siamo in grado neanche di difendere una ragazzina di 12 anni che viene stuprata, un ragazzino di 8 anni che fa una festa in un parco e viene sprangato dagli zingari. Gli zingari investono una signora che attraversa sulle strisce pedonali di 70 anni e tutto tranquillo, uno riesce anche a scappare. A Crosetto, sei sicuro che il problema sia la Russia? Secondo me il problema primo sei tu. E il secondo problema è che in Italia bisogna far rispettare le regole. Se uno spranga un bambino di 8 anni, abbia 10 anni, 3 anni, 2 anni, va messo sotto in gabbia, va chiuso, perché quella è la loro regola, quello è il loro canone di comportamento, quello lo faranno per tutta la vita. Stai tranquillo che non cambiano, poi anche forse tagliandogli la testa e mettendogliene una corretta. Era solo questo, sono un po' incazzato. Ciao. Ma no, Ciuccio chiaramente in senso politico, il ciuccio politico, cos'è il ciuccio politico? Bene, ci fermiamo qua, non posso che ringraziarvi chiaramente, so che siete in tantissimi, condividete questa rassegna stampa, certo, dalla pagina Facebook di Lega Salvini Premier o di Radio Libertà, speditela a parenti o amici perché è roba buona, roba preziosa che non si trova, non abbiamo possibilità di sentire queste cose da altre parti, vengono censurate. Io ritorno questa mattina dalle 11 a mezzogiorno con Potere al Popolo, altre controinformazioni, altre cose buone. Grazie a Simone, a Francesco, i registi. A più tardi. Avete